Un'indagine complessa e dolorosa, di certo ancora lontana dall'essere chiusa. Sul Mose incombono 3 diverse velocità: quella giudiziaria per chiarire definitivamente le eventuali responsabilità, quella operativa con cantieri aperti alle varie bocche di porto e lavori in corso d'opera, e quella politica che anche di questo si deve occupare per indicare la rotta in una fase in cui i cambiamenti ai vertici saranno tanti ed inevitabili. Io non è che sono innamorato del Mose, ho ereditato un'opera sostanzialmente tutta decisa, quasi tutta finanziata e quasi tutta realizzata. Dico semplicemente che se oggi si decidesse di dire basta, lasciamo sotto acqua 4 miliardi di euro di opere. E non si può, quindi? Non sappiamo, cioè, senza sapere se servivano qualcosa o no. In tanti chiedono lo scioglimento del Consorzio Venezia Nuova, lei è tra questi? Guardi, io penso che la magistratura stia facendo un lavoro assolutamente puntuale e certosino. Saranno i tribunali poi a sancire non solo l'eventuale scioglimento, ma a sancire anche tutte le responsabilità, perché vorrei ricordarvi, e questo ve lo dico dal profondo del cuore, capisco, e ci terrei che voi lo rilevaste, capisco l'imbarazzo dei cittadini che quando vedono un amministratore non sanno se è pulito oppure no. Mettetevi nei panni di un amministratore onesto che si ritrova a vedere arrestato un generale della Guardia di Finanza e coinvolti i servizi segreti, i magistrati di tutti gli ordini possibili e immaginabili e tutto quello che c'è. Io vi chiedo, un amministratore con chi deve parlare? Punto di domanda.